Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusina, il canale Un Sardo sul Continente. Siamo di nuovo qui insieme per disquisire di calcio sardo. Mi scuso se state ascoltando questo video con un po' di ritardo, ma ho avuto problemi di registrazione, quindi oggi andiamo a commentare la nostra partita in Coppa Italia. Una vittoria finalmente, signori, mancava da un po' in casa nostra, quindi ce la godiamo. Anche se devo essere sincero, le bestemmie non sono mancate anche in questa partita. Quindi, prima di parlare del nostro Cagliari Cremonese terminata con un glorioso 1-0, vi ricordo tutta la robina burocratica, quindi se avete piacere iscrivetevi qui su YouTube, su TikTok, su Instagram, ci trovate sempre con lo stesso nome. Mettete un po' di mi piace, commentate, fomentiamoci insieme unendoci in questa avventura che è il nostro Cagliari Calcio. E se non tifate Cagliari, ma avete comunque piacere di ascoltare un po' di calcio parlato, commentato, passionale, siete sempre i benvenuti. Qua parliamo di tutti gli avversari con rispetto e con educazione. Detto questo, allora, abbiamo superato questo turno di Coppa Italia affrontando il tutto come è buon uso e costume, ovvero con tutto ciò che è riserva buttato in campo. Ci siamo presentati quindi con 3-4-2-1 di modulo, ovviamente difesa 3 ormai marchio del nostro Nicola, con interpreti diversi. Scerri in porta, e un brividino mi è venuto, però effettivamente ci stava, dargli un po' di minuti anche a questo ragazzo. Zappa Palomino Overt sulla nostra triade difensiva, centrocampo con Azzi, Adopo, Macumbu e Augello, quindi molto fisico con un pochino meno di tecnica nella parte soprattutto centrale, lasciando quindi a riposo i nostri Marin e il nostro Deiola. Dopodiché sull'avanti Gaetano Felici, molto felice, passatemi il giochino di parole, di aver visto finalmente questo ragazzo farsi una bella partita dal primo, e davanti, pur piuttosto che utilizzarci anche qui piccoli o Lovumbo da subito, abbiamo dato spazio al nostro Gianlucone nazionale, detto anche la Padula. Allora, una squadra quindi molto rimescolata, come era giusto che fosse, anche perché in campionato siamo in un momento dove quello che consideriamo, diciamo, il meglio dobbiamo preservarcelo, anche se per adesso il nostro meglio a disposizione non è che ci abbia portato grandissime soddisfazioni. Paradossalmente, per quanto l'avversario sia, molto più modesto effettivamente rispetto a quelli che abbiamo affrontato finora, la Cremonese ce l'ha messa tutta e noi anche con una squadra molto rimaneggiata il risultato l'abbiamo portato a casa, anche se senza fare grandiosi miracoli. Comunque sia. Allora, cos'è avvenuto in questa partita? Abbiamo iniziato con quei primissimi minuti di studio dove ci annusiamo tutte e 2, insomma, una partita molto equilibrata, fino a quando non arriviamo poi con un sussulto nostro intorno all'11° grazie a un bel passaggio insidioso, filtrante del nostro Gaetano, che prova a puntare direttamente la Padula che era entrato, come al solito, animale d'area di rigore, in senso buono ovviamente, sempre pronto, sempre sul pezzo, con Loxley che riesce ad anticiparlo molto lucido, però la Padula Gaetano è sempre un bel qualcosina da vedere giocare, insomma. Insistiamo noi quindi con un bel cross poi in mezzo da parte di Adopo, con la Padula che riesce soltanto a sfiorare il pallone senza fermarlo. Subito dopo è tutta una fase di attacco praticamente nostra, Cremonese molto contratta dietro e ci lascia molto spazio di gioco. Si muove Augello con un bel cross pericoloso che arriva vicino all'area di rigore. La Padula riesce a smarcarsi molto bene, ma la posizione è un po' defilata, inoltre rischiarata già la difesa della Cremonese, quindi impatta molto male il pallone che non riesce a superare i difensori della Cremonese. Sempre noi al 18° e Azzi che diventa pericolosissimo perché Augello la mette in mezzo per la Padula, di nuovo. Saro la devia praticamente portando il pallone verso i piedini santi di Azzi che è isolato, ma probabilmente preso dalla frenesia, dall'ansia di voler tirare del momento, tira malamente e non inquadra la porta.
Insistiamo ancora noi sull'altro lato con il buon Zappa che riesce a fare un po' la fotocopia di quell'azione che, se vi ricordate, nelle prime partite di campionato aveva portato poi a quell'unico gol che abbiamo segnato per ora in Serie A, grazie all'azione di Luperto che si porta in avanti, si fa tutta una gran sgroppata fino all'area di rigore, assestando poi il tiro verso il nostro attaccante che può così servire dentro la porta. Stessa cosa avviene con Zappa che arriva in area di rigore, un bello scambio con una dopo, la mette in centro, il problema è che questa volta però Piccoli non c'è, abbiamo la squadra un pochino meno posizionata come dovrebbe essere, quindi i compagni tagliano male sul primo palo e sciupiamo l'ennesima palla gol. Ci prova a quel punto poi Felici con una bella incursione dalla sinistra, un bel cross verso il secondo palo, di nuovo Azzi sul posto, ma anticipato da Quagliata, che salva di nuovamente un possibile rischio ai danni della Cremonese. Quindi stiamo costruendo moltissimo, questo fa piacere, soprattutto in proporzione di quanto poco invece stiamo costruendo nelle partite di Serie A, però se poi raccogliamo nulla, il risultato cambia poco. Quello che si capisce da subito è che la Padula, non avendo effettivamente, lo capisco, più un grande minutaggio nelle partite ufficiali insomma, è davvero on fire e infatti al 27° sullo sviluppo di un bel calcio d'angolo battuto, se non mi ricordo male, sempre dal solito Augello, dal preciso Augello, tira una bella saracca che però si assesta sul palo. È comunque pronto, ce l'ha calda oggi. Siamo al 30° prima di vedere finalmente la Cremonese che minaccia la nostra porta, un bel suggerimento di Johnsen che taglia l'area di rigore, arriva vicino al fondo, poi un bel tiro in area di Pickel che viene deviato in calcio d'angolo, fortunatamente il tutto annullato per fuorigioco. Fatto sta che è la prima azione, diciamo, costruita effettivamente oltre la metà campo da parte della Cremonese. Ricominciamo a spingere noi, di nuovo al 32° con di nuovo Felici che prova un bel tiro a giro, devo essere sincero si era accentrato, ha provato a fare un qualcosa a metà fra quello che fa, diciamo, di solito il Berardi del Sassuolo, okay, passatemi il paragone. Prova un bel tiro a giro, poco preciso, però l'idea è stata figa, un po' di fomento l'ha creato il ragazzo, anche lui molto propositivo, molto sul pezzo. Infatti io quasi comincio a pensare che sia il momento di schierarlo dal primo. Mi sembra un grande spreco secondo me lasciarlo seduto in campionato. Poi per carità, io capirò una sega, però va bene lo stesso. Ci prova a quel punto poi al 43° il buon Gaetano, salta più in alto di tutti sull'ennesimo cross del sempre onnipresente Augello, la palla però, non prende potenza dal tiro di Gaetano e si accomoda piano piano sul fondo, quindi mancava sia precisione che forza, però l'ennesima occasione. Finisce il primo tempo, inizia il secondo, la Cremonese prova a risvegliarsi un attimino, un bel tiro da fuori da parte di Pickel, però deviato da Palomino in calcio d'angolo. La prima parata di Scieri arriva al 48° con un tentativo da parte di Barbieri, un bel tiro rasoterra, ma niente di preoccupante per il nostro portiere che comunque l'ho visto lucido, l'ho visto sul pezzo, anche se oggettivamente le minacce della Cremonese sono, state molto vacue e molto poco incisive. Meglio, per carità di Dio, però poteva essere un buon piano per noi per capire effettivamente quanto sia sul pezzo il portiere, non la nostra scorta insomma, il nostro secondo, si capisce da una partita del genere, ma in modo molto relativo. Insiste ancora la Cremonese, prima con un colpo di testa di De Luca, poi con un tiro di fuori di Pickel, ma, niente di, particolarmente emozionante, se non qui appunto una buona dimostrazione da parte di Scerri che respinge, diciamo in bagarre a modalità pallavolo questa palla, ma, anche qui insomma niente di particolare. Cambi da parte nostra, escono Felici e Gaetano per far entrare Viola e Piccoli, quindi andiamo sicuramente a trazione molto più anteriore. Al 57°, come volevasi dimostrare, sembra che non parlassimo apposta, proprio Scerri fa, una mezza stronzata, perché non riesce a fermare un buon pallone, rischia di essere proprio il colpo di grazia nostro. Palomino su un pallonetto di De Luca salva tutto perché Scerri non riusciva più a recuperarla. Quindi anche lì abbiamo rischiato un gol da polli, dopo aver creato almeno una decina di palle gol che poi non abbiamo portato a casa. Quindi la partita sta andando abbastanza bene, tolto tutto.
però per adesso abbiamo raccolto poco, fino a quando poi finalmente il nostro Gianluca Nazionale al 58esimo, un bel tiro da parte sua, ci prova da fuori area, la palla vicina all'incrocio dei pali, 2 minuti dopo ostinato fino alla fine, decisivo quando può come sempre, bel cross al rasoterra della sinistra di nuovo del solito Augello, che trova la Padula, area piccola, l'attaccante devia la palla in porta e questa volta è gol, secco, deciso. Insistiamo ancora con la Padula on fire, al 63esimo una bella parata del portiere della Cremonese li salva perché la Padula è servito in maniera precisa, eccezionale, diretta da Piccoli. Da tu per tu con Saro prova un pallonetto, ma questa volta il portiere della Cremonese con una parata davvero prodigiosa, signori, ma è una cosa allucinante, però ci sta. Insistiamo, vogliamo chiudere in tutti i modi possibili, ma ci manca sempre quel guizzo e anche un po' di fortuna, devo essere sincero. Piccoli ci prova da fuori area, una bella cannonata, con però Saro che riesce a deviare in calcio d'angolo e evita quindi il gol KO secondo me. Insistiamo, tenendo quindi botta fino a quando la Cremonese non rialza leggermente la testa, portando il nostro Scerri a fare una bella parata su un colpo di testa di Quagliata, che era arrivato da un cross sulla destra. Scerri si sta comportando bene, a parte quella mezza papera che poteva costarci all'inizio un gol di svantaggio, però si è ripreso bene, quindi non male dai. Altro doppio cambio per il Cagliari, siamo al 75esimo, fuori Augello e la Padula, i migliori secondo me, di questa fase di tutta questa prima sezione di partita. Facciamo entrare un po' Zortea e Luvumbo, quindi parte subito lo zitone nazionale con, la solita tipologia, servito con un cross, parte, si gioca tutta quanta si brucia tutto quanto il campo, lasciando indietro tutti, a tu per tu però con Saro, proprio come sempre fa il nostro Zito, si impapocchia, aspetta quel decimo di secondo in più e alla fine, ipnotizzato da Saro, la spedisce fuori. Ci riprova a questo punto Viola, fa tremare con una bellissima conclusione da fuori area, molto ben calibrata, però il palo ci nega di nuovo, questa volta la parte esterna del palo, 2 pali in questa partita signori, ci nega la gioia dell'altro gol. Insistiamo ancora, ma ormai la Cremonese non ne ha più per minacciarci e arriviamo alla fine della partita dopo il 93esimo. Allora, dobbiamo fare dei ragionamenti, cioè il fatto che allora, abbiamo giocato sicuramente con un avversario che è oggettivamente inferiore a quelli con i quali abbiamo giocato per ora, per tante motivazioni. Poco pericolosa davanti la Cremonese, difensivamente non particolarmente emozionante perché comunque ci hanno lasciato tantissimo spazio di gioco, quindi è comunque un pochino più bassina a livello tecnico rispetto a quello che abbiamo affrontato per adesso e ne abbiamo dimostrato di essere superiori proprio per organizzazione di gioco, e questo con tutto il rispetto del mondo, credo che sia, un dato di fatto. Abbiamo, ritrovato delle inerzie, date dal fatto che vedere di nuovo Augello approcciarsi con la Padula, vedi che vanno per automatismi, tant'è che gli ha servito una quantità di palloni allucinante. Gaetano ha proposto molto bene il gioco e Felici anche è stato incredibilmente fomentante nel momento, in cui, gli è stato dato minutaggio dal primo insomma. Ha proposto pallonetti, ha proposto cross, è riuscito a bruciarsi bene la sua fascia, è riuscito a anche a essere pericoloso con quel bel tentativo con quel tiro a giro, insomma ha tanto questo ragazzo che può, proporre. Quindi, mi verrebbe da dire che abbiamo giocato un'ottima partita. Resta il fatto che però in proporzione degli avversari che, avevamo davanti, abbiamo comunque fatto difficoltà, perché vuoi che abbiam preso 2 pali, un po' di sfiga, un po' di quello, un po' dell'altro, però alla fine la fortuna te la devi anche costruire. È vero che in proporzione di una decina, una quindicina quasi forse di buone occasioni da gol, alla fine ne abbiam portato a casa 1 solo. Quindi, oggettivamente l'ho vista molto più propositiva la squadra, però ho la vaga impressione che se avessimo avuto davanti una squadra un po' più attrezzata di questa Cremonese, non sarebbe finita molto diversamente da quello che abbiamo visto per ora in campionato. Quindi se tutto andava bene un pareggio, altrimenti con una botta di culo magari da parte della Cremonese avremmo anche perso. Questo significa che facciamo un bel gioco di centrocampo davvero ottimo, con tutti gli interpreti, perché anche Zortea quando entra, poi avete visto oggi con Adobo e Makumbu non abbiamo avuto grandi rimpianti da parte dell'assenza di Marin o di De Jong.
Abbiamo una buona squadra secondo me, davvero costruita bene, manca però sempre un po' quel guizzo sul davanti. La Padula oggi era on fire, ha fatto la prima partita praticamente del campionato da quando abbiamo iniziato, dal primo minuto, e ha retto benissimo, era ovunque. Resta il fatto che quante partite così ti può fare e comunque un attaccante che ormai è abbondantemente, da usare con il contagocce per età, per fragilità fisica, ci sta, ha fatto comunque degli infortuni di un certo tipo l'anno scorso. Resta il fatto che però io gli darei comunque più minuti, perché se in campionato tu vedi che piccoli Luvumbo non ronquagliano e me li fai entrare o lui o Pavoletti all'80°, 75°, probabilmente è troppo poco. Dobbiamo dargli più tempo per costruire. Io quasi comincerei a pensare che intorno al, non vi dico alla fine del primo tempo, ma intorno al 60° forse, se vediamo che piccoli Lumbo non riescono a quagliare qualcosa, cambiamo proprio interpreti. Facciamo sì che Augello ritrovi quegli automatismi con la Padula e idem anche diamo molto più minutaggio a Felici e vediamo di proporre una squadra magari un po' rimaneggiata, però non al 70°, 75°, quando magari le cose son già decise e il resto della squadra è più stanca, quando abbiamo ancora un po' di benzina nelle gambe per cercare di proporre qualcosa di più pericoloso. Felici io credo che sinceramente si sia guadagnato la titolarità dai primi minuti delle partite, perché ha fatto davvero un'ottima partita. Scerri non mi è dispiaciuto, a parte quella mezza papera, comunque quando è stato chiamato in causa ha fatto delle buone parate, un po' impreciso su certe cose, però mi sembra un ottimo secondo. Non lo metterei sicuramente dal primo, preferisco il mio scuffetto, però bene, sufficiente pienamente. La nostra difesa, per quel poco che è stata presa di mira, ha fatto bene, però anche lì alla fine le inerzie del campionato noi le perdiamo proprio perché quando giochiamo con gente più attrezzata della Cremonese, metà del centrocampo indietreggia per coprire se non tutto e quindi davanti si scolla un po' la squadra e alla fine quindi non proponi più nulla. Quindi per quello che abbiamo visto in questi giorni nella Coppa Italia abbiamo giocato bene anche in difesa, quindi è sufficiente, però secondo me il problema resta sempre quello. La difesa 3 nel campionato di Serie A con molti interpreti veloci, con squadre che fanno molta manovra, molto palleggio, ti porta inevitabilmente a chiuderti dietro con tre quarti dei tuoi e davanti quindi lasci l'attacco isolato. Centrocampo ha fatto bene, a dopo mi è molto piaciuto, lo vedo ben ormai secondo me in piena forma e con Makumbu ti ritrovi un po' ad avere quelle vibes, quelle vibrazioni, come dicono i giovani, della nostra vecchia mediana con Sulemana Makumbu, era così, quindi molto bene, sono due granatieri di un certo livello, insomma, quindi ti danno una bella sicurezza. Azzi, Augello hanno fatto il loro, così anche come soprattutto Augello ha fatto delle proposizioni in avanti quando non si è dovuto preoccupare in una partita della difesa, ha fatto delle sgroppate davanti, delle proposizioni di cross che inevitabilmente in campionato non vedi perché è sempre dietro a coprire. Quindi siamo sempre lì, si ritorna sempre lì, però quando può andare lo vedi che è decisivo. Metà dei palloni che sono arrivati davanti li ha proposti Augello, con una precisione, una bellezza di tiro, un cross che devi dire. Quindi te lo sprechi alla fine in campionato perché è comunque portato ad andare a coprire perché il suo mestiere è quello. Però con delle qualità del genere te lo ritrovi a sprecare. Gaetano bene, come al solito, un pochino meno magari decisivo sul davanti, però ha fatto ottimo collante fra centrocampo arretrato e attacco. Idem Felici, io quasi comincerei a pensare di giocare a una punta sola e usarmi sti due ragazzi per fare così, perché tanto ti risparmi un po' gli attaccanti, sai, se butta male fai come nel secondo tempo che hai giocato con la Padula piccoli, a un certo punto è entrato anche Lubumbo, quindi Cine, boh. Io quasi comincerei a pensarla così, come ha schierato la squadra in Coppa Italia. La Padula ha fatto bene il suo lavoro come sempre, servito da 3-4 giocatori, Gaetano, vedi poi Azzi, vedi poi lo stesso Viola quando è entrato a posto di Gaetano, vedi Felici, foraggiato da bei palloni, ha fatto il suo. Pericoloso, tira, tira, tira in tutti i modi, 4, 5, 6 palle, gol, vuoi un palo, vuoi un po' di imprecisione, alla fine però la raccoglie. Quando poi ha giocato con piccoli, che siamo fatti alla doppia punta, l'ultima botta sono riusciti a darla. Quindi, secondo me, cominciare a rimaneggiare un po' la squadra non sarebbe male. Io sono molto propenso a pensare che Felici si sia guadagnato dal primo minuto. Credo che
Purtroppo Augello così non lo rivedremo, perché in campionato abbiamo squadre più attrezzate di fronte, quindi lo rivedremo di nuovo indietreggiare, ma se riuscissimo a trovare un po' di stabilità difensiva tale da garantire che Augello e o Felici o Zortea o lo stesso Azzi possano avanzare anche loro dall'altro lato, o magari indietreggiare soltanto con un paio di giocatori, garantendo difesa comunque e lasciare muoversi meglio delle fasce del genere come lo stesso Augello, ci garantirebbero un flusso di foraggiamento di palloni in attacco tale da essere molto più pericolosi. Quindi prendiamo questo 1-0, questo passaggio agli ottavi di finale dove incontreremo poi la Juventus, quindi credo che miracoli poi se ne possono fare, però lì sì che vediamo poi effettivamente quanto possiamo essere pericolosi. Resta il fatto che prendi questa vittoria positivamente per quella che è, tiene un po' di amarezza perché comunque ti rendi conto che riesci a fare un bel gioco quando hai di fronte delle squadre un po' inferiori a te. Quando incroci dalle squadre, vedi il Como ad esempio, o altri soggetti all'interno del nostro campionato di nostro pari livello oppure superiori, come è stato il Napoli, non riesci effettivamente a raccogliere molto, perché ti ritrovi con metà squadra dietro e l'attacco molto isolato. Quindi considerazioni da fare ce n'è parecchie, però direi che è sufficiente. La squadra ha girato bene, quindi ci portiamo a casa questa vittoria e ce la godiamo. E adesso vediamo poi nella nostra prossima partita di campionato che giocheremo tra pochissimo, ovvero, se non mi ricordo male, giochiamo lunedì, infatti, contro il Parma. Il Parma è un avversario sicuramente abbordabile. Spero sia il momento di raccogliere qualche santo primo punto decente con la prima vittoria, insomma, di questo benedetto campionato. Anche perché se non cominciamo a macinare dei punti, qua la situazione si fa davvero, davvero, davvero greve. Quindi auguriamoci che tutto vada al meglio, signori. Io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente, vi invito a iscrivervi qui, a commentare, a mettere un mi piace, stessa cosa, anche seguiteci su Instagram e su TikTok. Uniamoci insieme per il fomento calcistico che si chiama Cagliari, anche se non tifate Cagliari, potete ascoltare un po' di calcio tranquillo e narrato con passione. Vi ringrazio per averci seguito, il canale, vi ripeto di nuovo, Un Sardo sul Continente, ci rivediamo tutti molto presto. Forza Cagliari, aio!